non poteva esserci miglior ritorno dalle vacanze per Busto Arsizio, che sbriga rapidamente la pratica a Firenze e porta a casa 3 punti. I pronostici erano questi e sono stati rispettati. Una Firenze incerottata, con Dalderop in campo tutto il tempo con la mano contusa e Santana con un problema al ginocchio, non può esprimersi certo al meglio. Mentre Busto vuole vendicare i punti persi all'andata, ma anche riprendere in mano quel filo lasciato a Natale, tornando a vincere dopo la sconfitta contro Conegliano. Sembrerebbe a dir poco facile farlo. Il primo set praticamente le biancocelesti non lo giocano. Firenze non tiene un cambio palla, attacca malissimo e sbaglia l'impossibile. Busto ringrazia e va avanti, ma almeno le fiorentine si riprendono. Nel secondo set partono meglio, ingranano e danno filo da torcere alle bustocche, soprattutto ritrovando i punti di Dalderop e di Silviano Acalor, fin lì assenza giustificata. Daiche, ma dopo un primo set da incubo, ritrova le compagne con continuità, provando a sfruttare anche le ottime fiammate di Sara Alberti. Dall'altra parte però è sufficiente alzare il ritmo. Erbos comincia ad entrare in temperatura e nel frattempo l'asse Horro-Washington continua una striscia di infallibilità ai limiti del credibile. Secondo set vinto in allungo e nel terzo è praticamente una trama da remake. Anche qui la squadra di Caprara parte meglio, trova un break fino all'8-2, anche con una ritrovata Fekhi, ma poi incassa un contro break firmato Erbos Low, che riporta Busto al comando. Si va punto a punto quasi fino alla fine, poi il Bisonte alza bandiera bianca. A Busto va una vittoria tonda, meritata e mai in discussione, un ottimo rilancio in vista di tanti impegni ravvicinati di gennaio. Per le toscane, al sesto KO di fila, qualche spunto da cui ripartire e la speranza di ritornare a fine mese qui al Pala Yamamai per la Coppa Italia con qualche chance in più di restarci qualche giorno.